Sono stati circa 90 gli interventi dei Vigili del Fuoco dalla serata di ieri a causa del forte maltempo che ha colpito il Veneto, con particolare intensità nelle province di Padova, Rovigo e Venezia. Nel Rodigino si contano una trentina di uscite, soprattutto nei comuni di Badia Polesine, Trecenta e Porto Tolle. Le squadre di Adria, Castelmassa e Rovigo, con il supporto di unità arrivate da Padova e Verona, hanno utilizzato motopompe e idrovore per liberare garage e seminterrati allagati. In provincia di Padova gli interventi sono stati una quarantina, principalmente per danni d'acqua nell'area dell'Alta Padovana, in particolare nella zona di Trebaseleghe. Sul posto le squadre della centrale di Padova, di Cittadella e i volontari di Borgoricco, con rinforzi arrivati anche da Treviso e Vicenza. In provincia di Venezia gli interventi sono stati una ventina, concentrati nei comuni di Mirano, Salzano e Noale. Il lavoro dei Vigili del Fuoco prosegue senza sosta per riportare alla normalità le aree colpite. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.